La più grande figura di merda della mia vita. Faccio volare il drone. Ho schiantato il drone. Le mie gambe. Somona. Che furbo. Era troppo bella per non provarci. Alice, piacere. Rispose di no. Ma che oh! Scattò la bragottata. 300 volantini. Era un periodo in cui non trombavo molto. Prato della Valle. Bere una buona birra con una puss. Ti chiami Alice? Arrivò o non arrivò? Sono passati 14 anni, lo so. Però... Ciao Meliers! Dopo capirete. Sono sempre spaventato dalla sbella quando sono senza mani. Ehi mamma, guarda senza mani. Ehi mamma, guarda senza piedi. Ehi mamma, guarda senza denti. Oggi vi parlerò di un video personalissimo, quindi perfetto per chi volesse conoscermi meglio e sapere che oltre a sbagliare strada, dovevo andare di qua, gonna gravel, e sapere anche quante bragottate ho fatto in più giovane età. Non a caso, oggi vi parlerò della storia di Alice, ovvero la più grande figura di merda della mia vita. E si parla di storia d'amore, Ora, visto che il finale del racconto è assurdo, vi consiglio di guardare il video fino alla fine. Non ve ne pentirete. Ho proprio deciso di sputtanarvi totalmente. Tanto ormai la dignità l'abbiamo persa tempo fa e chi è che la recupera più? Tra le altre cose, oggi è il 29 giugno e credo sia la giornata più calda dell'anno. Bollino nero in tutto il nord Italia. E a che ora parte il buon Bragotto? A mezzogiorno. Bravo Mona. Per raccontarvi tutta questa storia non posso che recarmi dove tutto è iniziato, ovvero a Padova. Padovanese. Sempre da là arriva i guai. E per farlo ho deciso di fare un umile giro in gravel. La mia Iena di Villiers. Guardate che bella che è, e non sto parlando della mia gamba definita, di ben 108, 110, considerando che sbaglierò strada, 120 km. Bravo Robby. Trovate tutto su Strava, E ovviamente, almeno all'andata, tutto in mezzo al Giarin. Giarin dappertutto, Giarin de qua, Giarin de là. Guarda Giarin, che sei qua. Ma torniamo a noi e partiamo con la storia di Alice. Era lontano 2007 ed era uno di quei periodi in cui frequentavo spesso Milano in quanto andavo a trovare i ragazzi di Uter, miei carissimi amici da una vita e con cui ne ho fatte di tutti i colori. Ciao Tosi! Training, Key Riders, Go Party. E non è mica cambiata ancora, Ero inizio carriera e quindi molto più squattrinato di adesso. Aspetta, più o meno come adesso, dai. E per fare il viaggio da Bassano a Milano non facevo altro che prendere treni regionali che ci mettevano ore ed ore ed ore, ma che non costava un cazzo, costavano veramente poco. Occhio qua. Era la mattina del 10 novembre, un venerdì, uno di quei venerdì milanesi dove al sottomarino giallo c'era sempre festa e con il mio solito ritardo ricordo benissimo che stavo già per perdere il primo treno da Bassano verso Padova. Fai corse da qua, fai corse da là, salta sul treno al volo costipato di gente col tuo piccolo zainetto con dentro un paro di mutande per dormire la notte, insomma, ovviamente a scrocco da Torella. Stranamente però quel giorno il treno ebbe un guasto all'altezza di Cittadella e arrivò a Padova con un ritardo di circa 10 minuti. Peccato che la mia coincidenza sarebbe partita un minuto dopo. Quando si dice che il caso ti cambia la vita, scendi dal treno come un pazzo, schiva tutte le persone possibili anche saltandole via, scendi le scale, risali le scale e fiondati nella porta che si stava chiudendo, manco fossi Bolt. Ah, mamma mia! Sì, insomma, sudato come non mai e vi assicuro che ero bombo, cerca in fretta e furia un posto qualsiasi nel regionale che da Padova conduceva verso Milano. Come ben sapete, per chi si ricorda i regionali, non si trovava mai un posto, gli era tutto onto e i regionali facevano 200 tappe. 6 ore che voleva arrivare a Milano. Easy. Ma insomma, dopo aver attraversato 3 vagoni e probabilmente 4 bagni dagli odori discutibili, trovai un posto, l'unico che c'era. Chiedendo scusa a destra e a manca, mi sedetti al di là dello stretto corridoio di passaggio che offre Trenitalia, sempre i numeri 1. Fu lì che vidi lei, una ragazza bellissima, con i capelli mossi più o meno a caschetto, occhi scuri e un maglione bianco che la avvolgeva. Nell'imbarazzo più totale cominciai ad osservarla e dovete sapere che io sono bello timido, ma era davvero bella, ma tanto bella. E se vuoi la spegni. Ricordo che all'altezza di Verona tirò fuori un libro che aveva a che fare con la psicologia, ma il punto focale della storia è quando lei si alzò per andare in bagno. Avete presente quando in un treno, in un aereo, in un qualsiasi mezzo pubblico per un attimo vi sentite smarriti senza ricordarvi dove eravate seduti? Ecco, quando lei tornò dal bagno, superò il suo posto, lì, in un momento di smarrimento, si girò e fu proprio in quell'istante che mi guardò, si mise a ridere, ovviamente ricambiai il sorriso e tornò a sedersi accanto a me. Quel sorriso all'apparenza così di poco conto ed effimero a me suscitò un grandissimo piacere, perché capii che anche lei, per quanto poco, mi aveva notato e ricordò la mia persona per capire dove era seduta. Fu un momento davvero carino, ironico e si vedeva che era del tutto spontaneo, senza nessuna forzatura. Nel frattempo sto attraversando dei posti veramente incredibili lungo Brenta, che è uno dei fiumi che attraversa il Veneto. Visto che me lo sono portato dietro in questa borsa qui, trovate tutte le info in descrizione, quasi quasi faccio volare il drone. Oh!
Ragazzi, prima o poi doveva succedere e ho schiantato il drone. Ciao tempo, però mi sto sbattendo un attimo per ritrovarlo, tant'è che lo sento suonare e mi sto distruggendo le gambe, ma chi se ne frega. Dove sei, amico? Dove sei? Ovviamente doveva precipitare in mezzo alle spine. Aia! Ah, lo sento che sei qua. Ti pensa carbonassi. Dove sei? Eccolo. Ciao piccolino, cos'è successo? Mamma! Trovato, Fioi! E vi dirò di più, non sembra neanche in cattivo stato, non funzionerà mai. Ecco, ciò che magari non è in formissima sono le mie gambe al momento. In pratica non ho visto quegli alberi lì e sono andato a recuperarlo in mezzo ai rovili. Ci sono tante spine, Fioi! Ben, sembra anche che stia bene. Stai bene, piccolino? Ma funziona tutto, ma veramente? Che bello! Sono veramente un drago. Ci ho solo rimesso le gambe, dai. Funziona. Se non ne faccio una al giorno non sono contento. Ma torniamo alla storia di Alice. Dopo quell'episodio le stazioni si susseguivano e tra un piccolo sguardo e un altro non ci parlavamo. Questo perché sua Mona... Ammetto che ogni qualvolta il treno si fermava avevo paura lei potesse scendere e fermarsi prima di Milano, ma questo non accadde e una volta arrivati nella fantastica stazione centrale di Milano vidi lei iniziare a prepararsi per uscire ed aveva ben una valigia e una borsa, mentre io col mio piccolo zainetto ci ho messo una vita prima di alzarmi ed essere pronto. So mia Semo, su in piedi sui pedali che sarà l'unica salita che fai. Dai Mattia van der Bragottel. Finita la salita, sta sentata. Ovviamente la feci passare davanti dicendole anche prego. Che furbo! E lì, sull'uscio della porta d'uscita, mi resi conto che dovevo fare qualcosa. È vero, ero timidissimo e imbarazzato, però era troppo bella per non provarci. Così, lungo il corridoio, lungo la banchina, lungo la banchina della stazione centrale, le corsi appresso, la affiancai e le dissi: scusa, di solito non faccio queste cose. Ed è vero, però posso sapere almeno come ti chiami? E lei, sorridendo, mi disse: Alice, piacere. Mamma, che bella! Da lì iniziai a chiedergli di dove fosse e lei mi disse di Padova. E così le chiesi cosa faceva nella vita, ma prima che mi rispose la fermai e le dissi: sicuramente studi psicologia, l'ho visto dal libro. E lei ovviamente mi rispose di no. Mi fa piacere. Ma che andava all'università di Ferrara e aveva un esame di psicologia. Continuammo a camminare e preso dal coraggio bragottiano le chiesi: cosa fai stasera? Ci sono degli amici che danno una festa al Sottomarino Giallo, vieni? Ero veramente entusiasta al pensiero che chi avevo notato e mi aveva notato poteva dirmi di sì, e infatti rispose di no. Ma che oh! Mai una, perché doveva andare a trovare degli amici a Novara, mi pare, e stava per andare a comprare il biglietto. Così, preso dalla delusione più totale che il mio piano infallibile fosse fallito, mi chiusi a riccio, come sempre faccio. E in totale nonchalance le dissi: ma sì dai, allora ci vedremo in giro tra Padova e Bassano. Bisognerà essere semi. Scendemmo le scale e mi ricordo perfettamente quel piccolo attimo di silenzio in cui forse lei si aspettava che le chiedessi il numero, ma non lo feci. Sì, sono un coglione. Così lei si dirisse verso la biglietteria ed io fuori dalla stazione. Attraversai tutta la piazza tra skater e tossicodipendenti e prima di prendere il tram tornai indietro correndo come un pazzo sperando di ritrovarla. Ma niente, Fioi, Alice se n'era già andata. Ho pensato fosse il destino e così tornai a far serata a Milano senza dare troppo peso a tutto quello che era successo. Però sapete com'è? Certi attimi, certi ricordi, certe sensazioni, se tornano in vita vuol dire che hanno un valore. Prima di tutto chiesi informazioni a delle amiche di Padova, ciao Fede, per capire se potevano conoscerla. Ma Alice è un nome tanto comune e di persone che fanno l'università a Ferrara ma vivono a Padova ce ne sono a migliaia. Al tempo Facebook non era molto considerato, Instagram manco esisteva e trovare una persona su MySpace senza conoscerne amici in comune era praticamente impossibile. E qui scattò la bragottata. Chiedendo aiuto ad un'altra amica, ciao Giulia, stampai qualcosa come 300 volantini, formato A4. Sì, forse era un periodo in cui non trombavo molto. Vabbè, e per quasi un mese mi recai ogni settimana in stazione dei treni a Padova ad attaccarli sia vicino ai binari in direzione Ferrara e sia sui pali della luce di tutto il piazzale della stazione, pensando che prima o poi almeno uno l'avrebbe visto. Ma perché facevo questo tutte le settimane? Perché ovviamente spazzini né turbini ciclicamente staccavano tutto, ma io non mi arresi e continuai a tornare, sia perché credevo ne valesse la pena e sia perché credo sia bellissimo donare alla propria vita ricordi simili. Alla fine quanto è bello poter raccontare una storia, non si vive che per quello, no? E vabbè, magari trovavo anche la Mona, non sarebbe sta mai. Il volantino in questione recitava più o meno così:
Ovviamente non potevo lasciare un mio numero di telefono, anche perché successe più volte mentre li stavo attaccando che diverse persone mi si avvicinavano chiedendomi se fosse vero. Una mi ha anche chiesto di sposarmi, è stata carinissima, non era proprio il mio tipo, però lo ricordo ancora con piacere. I giorni passavano e la data di ritrovo prevista, che era il 10 dicembre, una domenica, si avvicinava sempre di più. Nel volantino le proposi di trovarsi alle 7:30 di sera e ricordo come fosse oggi che arrivai lì un'ora prima e fermo come un pampano in Veneto e Umona, tanto per cambiare, mi misi a guardare i visi di tutte le persone presenti nel piazzale, sperando di poterla riconoscere e sperando che le 7:30 di sera arrivassero il più tardi possibile. Un po' perché avevo paura e un po' perché mi vergognavo. Ma cosa successe? Intanto cimitero uguale fontanella. Non ditemi che dopo non vi segno niente. Madò, che getto! La miseria! Torna su anche i morti qua, perdonatemi. Innanzitutto fatemi arrivare a Padova, che vi faccio vedere quanto è bella anche quella città. Vi ho già fatto vedere Treviso una volta. Andiamo a vedere anche dove sta i signori e i dottori e la gente coi skei. Vi dirò che meraviglia è la gravel e poter fare ciclabili e sterrati simili lungo il fiume, vicino ai Gevari, vicino ai Carbonassi. È davvero bello essere lontani dal traffico e totalmente in mezzo alla natura. Sì, per chiunque volesse può trovare il percorso sul mio Strava. Ecco, benvenuti a Padova, dove le cose importanti da vedere sono Piazza delle Erbe, dove ogni sera c'è una quantità di patata indescrivibile, ve lo dico mi, Prato della Valle, guardate che bello che è, dove di sera è pieno di tossici e imbriagoni, scherzo padovani, la Basilica di Sant'Antonio, eccellenza veneta, guardate che meraviglia. Che poi vabbè ci sono un sacco di altri posti come la Cappella degli Scrovegni, l'Orto Botanico, Villa Pisani oppure il Tribunale, mitico posto dove andavo a skateare da piccolo, pieno di drogai. Ma che bello, ma che bello! Ma Padova è soprattutto il posto giusto dove bere una buona birra con una pussy. Salute. Ah, che bello. Ti chiami Alice? Alice è tua mamma? No. Ogni tanto. Ma quello che ricordo meglio di Padova è la stazione dei treni. Infatti fu lì e su tutti i binari di partenza i posti dove attaccai i volantini per trovare Alice. Ma cosa successe alla fine? All'incontro che le avevo proposto proprio in questo piazzale, arrivò o non arrivò? Beh, innanzitutto fatemi uscire da Padova che mi sono perso 12 volte. Avete una viabilità ciclabile che è simile alla viabilità stradale di Vicenza, e ce ne vuole per peggiorarla. Poi fatemi sapere qui sotto con un commento quali sono state le vostre pazzie d'amore, diciamo. Alla fine le donne sono la cosa più bella del mondo, purtroppo, soprattutto qui in provincia di Padova. E mi piacerebbe moltissimo che questa community di YouTube diventasse una sorta di raccontastorie tra i commenti. Ci faremo 2 risate tutti insieme, no? Quindi fatemi sapere qui sotto. E soprattutto iscrivetevi al canale che non vi costa niente. Dai no? Un daino dice un altro daino. Giochiamo a nascondaino? Dai no? Vabbè, ora prima di svelarvi il finale fatemi ritornare in questa meraviglia di ciclabile all'altezza di Limena, superata la soglia di 104 km e 18 birrette e sono ancora a Cittadella. A proposito, essendo a Cittadella vuoi non bere una birra al Cetra? So qua. Grazie Silvia, che buon. Salute Fioi. Dopo essermi rifocillato in uno dei miei locali storici preferiti, non mi resta che raccontarvi il finale della storia di Alice. Beh, insomma, Fioi, quel giorno già, e non ho altro da dire su questa faccenda. Magari il resto della storia ve lo racconterò in un prossimo video. Ciao! Alice, se mai stessi guardando questo video, sono passati 14 anni, lo so, però ciao. Sputtanato totale. Ben